Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito in varie regioni d'Italia un'operazione contro un'organizzazione criminale operante in Calabria e responsabile di aver frodato l'Unione Europea attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture false. I militari hanno arrestato 5 imprenditori della piana di Gioia Tauro e sequestrato beni per 700 milioni di euro. I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla truffa per il conseguimento indebito di ingenti contributi pubblici, al riciclaggio, alla frode fiscale. La Polizia Ferroviaria di Gioia Tauro ha eseguito 3 delle 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia a carico dei presunti componenti di una banda di rumeni dedita ai furti nelle macchinette per le emissioni di biglietti posizionate negli impianti ferroviari di diverse regioni italiane. 2 dei fermi sono stati eseguiti a Frosinone e Cuneo, mentre il terzo provvedimento è stato notificato nel carcere di Mantova. La polizia cerca gli altri 2 destinatari del provvedimento restrittivo. Non si ferma la scia di intimidazioni in Calabria che sta prendendo di mira magistrati, giornalisti, sindaci e adesso anche l'ente regionale. Una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata alla vicepresidente della giunta regionale Antonella Stasi è stata intercettata negli uffici postali di Catanzaro Lido. Solo pochi giorni fa un altro messaggio intimidatorio simile era stato rivolto al presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico. Il Consiglio dei Ministri ha nominato 2 subcommissari con esperienza in materia di gestione sanitaria e di controllo della spesa pubblica, come previsto nel Patto della Salute, che affiancheranno il presidente commissario Scopelliti nella realizzazione del piano di rientro per la Calabria, il generale della Guardia di Finanza Luciano Pezzi e Giuseppe Navarria. Intanto ieri il Consiglio regionale ha approvato il piano casa, un taglio di 15 milioni di spese ed ha aumentato anche il numero dei portaborse degli staff. Oltre 75 milioni di euro complessivi destinati all'80% dei comuni calabresi dai fondi PIAR per lo sviluppo rurale. Sono stati consegnati ieri dal presidente della regione Giuseppe Scopelliti e l'assessore all'agricoltura Michele Trematerra nel corso di un incontro a Reggio Calabria i provvedimenti di assegnazione dei fondi per i piani integrati aree rurali ai sindaci capifila dei comuni destinatari. Le risorse che noi trasferiamo agli enti, ha detto il presidente Scopelliti, devono comunque essere ben spese dai sindaci. L'Associazione Amici del Mare di Catanzaro e l'amministrazione provinciale hanno proposto un progetto per garantire tranquilla balneabilità nelle coste ioniche catanzaresi e la salvaguardia degli ambienti costieri. Nella prima metà di agosto saranno impegnati al pattugliamento costiero alcuni mezzi messi a disposizione dall'associazione tra il comune di Catanzaro, Esquillace, Salettì, Montauro e Montepaone. A difesa dell'ambiente ogni eventuale anomalia sarà segnalata. Inaugurata a Cosenza la Mediateca Comunale, un grande scrigno della memoria a disposizione dei cittadini. Cosenza dal 1990 ad oggi è raccontata per immagini girate, raccolte e custodite dal videomaker Ercole Scorza. Non una registrazione asettica, cronistica, ma fatta con l'occhio e soprattutto con la mente registica di un videomaker che ama la propria città. Il Mare in Città, progetto dell'assessorato al turismo del comune di Cosenza ed il COGEIS, il consorzio che gestisce la piscina olimpionica di Campagnano, è stato presentato ieri mattina alla stampa. L'intesa prevede tariffe agevolate ed una scontistica particolare per l'utilizzo dell'impianto sportivo nel mese di agosto, da parte dei cosentini che restano in città, ma anche a beneficio dei turisti stranieri che visiteranno Cosenza in queste settimane. Presentata ieri la stagione estiva organizzata dal comune di Crotone. Notti d'agosto 2010 ospiterà artisti come Ivana Spagna, Alexia, Alvaro Vitali e Giovanni Cacioppo. 95.000 euro il costo dell'intera stagione che partirà il prossimo 9 agosto alle 21 in Piazzale Ultrà con Ivana Spagna. La settimana successiva, lunedì 16, sarà di scena Alvaro Vitali. Martedì 17 il rientro in città di Chiara Ranieri, mentre venerdì 20 sarà protagonista Alexia. La rassegna si chiuderà il 28 agosto.